I primi 12 anni sono stati impiegati per costituire la struttura della regione, affrontare i problemi di sviluppo economico e sociale. I primi grandi strumenti nascono a quell'epoca. Figuratevi che prima del terremoto questa regione, prima per molti anni solo in Italia, si era dotata del piano urbanistico regionale, che oggi tutti danno per scontato, ma che allora fu il frutto di una elaborazione approfondita fra regione, Stato, comuni, comunità locali. Nel 76 arrivò la catastrofe e tutti capiranno che quella sarebbe stato il momento di svolta nell'attività non solo politica, ma anche economica, intellettuale e sociale di questa regione. 153 dell'articolo 5. Al fine di conservare la memoria storica della catastrofe che ha interessato il Friuli nel 1976, di attivare la sensibilità della popolazione sulla necessità della prevenzione in una zona ad alto rischio sismico, di valorizzare le notevoli e preziose esperienze maturate in ogni campo durante l'emergenza e la successiva ricostruzione, di raccogliere e sviluppare le conoscenze più aggiornate nel campo sismico. L'amministrazione regionale affida all'Associazione dei Sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, di concerto con l'Associazione Consiglieri della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'organizzazione, l'allestimento e la gestione in Comune di Venzone di un laboratorio mostra sul terremoto e la ricostruzione. Era la nascita di Terremotos. Il laboratorio è stato poi denominato Terremotos. Io credo che in particolare nel corso di queste ultime settimane si sia un po' risvegliata questa chiamata un po' della protezione civile a rimettersi un po' in mezzo. E guardate, io non credo, poi lo dirà il dottor Morelli, io non credo che tutti quelli che sono stati protagonisti di questo sistema abbiano voluto tirarsi in parte. C'è stato un momento in questo paese nel quale, siccome c'era una cosa che funzionava troppo bene, bisognava dire che siccome funzionava troppo bene bisognava un po' metterla da parte, per questo è un po' l'opinione che abbiamo. E io sono stato più contento quando ho visto che il dottor Morelli è diventato capo del Dipartimento di Protezione Civile, ma non soltanto perché c'è un'amicizia personale, ma perché lui era figlia di quella storia, come la storia nostra, di quelli che la protezione civile l'avevano fatta funzionare. E a un certo punto c'era la necessità di dire ma quella roba lì sta diventando una cosa un po' troppo importante. Sono ordinarie che consentono a questo paese di non fare le cose se non almeno una distanza di 20-30 anni. Questa è la storia. Allora mando come soluzione ad una serie di procedimenti ridotti che ci ha consentito in un anno, senza avere un foglio di un progetto, di cantierare 600 opere del valore complessivo di 150 milioni di euro. Ecco, questa è stata l'esperienza che è figlia dell'insegnamento che Giuseppe Zamberletti ci ha lasciato. Allora, dentro qui e dentro tutte le cose interessanti che io ho ascoltato, io ne voglio aggiungere un'altra. E la voglio aggiungere perché oggi noi siamo in una condizione, secondo me, felice, perché io che conosco bene il dottor Morelli, la grande fortuna di questo tempo è avere lui alla testa del Dipartimento Nazionale. E allora tutto bene quello che ho ascoltato, tutto bene, sono d'accordo su tutto, però c'è un'altra cosa che a me piacerebbe aggiungere a quello che ho ascoltato, e le condizioni, l'allineamento astrale secondo me ci consente di poter fare questa, che io non ritengo sia una provocazione. Io penso che tutta questa vicenda non si possa esaurire con l'apporto determinante che dovrà essere continuato ad essere assicurato a questo sistema, fatto da ingegneri, geologi, avvocati, tutte le esperienze, tutte le competenze che concorrono a dare soluzione a questo. Qui c'è un'altra sfida, ed è la sfida dell'efficienza e dell'efficacia della pubblica amministrazione, che il sistema di protezione civile con coraggio è riuscito a garantire ogni volta che è stata chiamata ad affrontare un problema complicato. Allora, a me piacerebbe, visto che abbiamo anche l'università, che dentro questo sistema si coniassero delle soluzioni che riducano questi maledetti tempi e orpelli legati a un procedimento ordinario che è superato dalla storia. Cioè mi piacerebbe che dentro questa vicenda si introducessero degli elementi che
risolvessero quel problema che noi in maniera molto semplice continuiamo a chiamare burocratizzazione.